Bassano, Bassano! Treviso chiama e Bassano risponde. Molti dei nostri alpini, le Penne Nere, che nel 2008 organizzarono la grande e indimenticabile adunata ai piedi del Grappa, hanno già raggiunto tra ieri e oggi la Marca. Veniamo da Bassano, Treviso, sono l'unione fra tutti quanti, l'alpinità che c'è in Italia, qui siamo noi. Intanto siamo arrivati una ventina, dopo arriveranno altri 30-40 persone, arriverà anche la banda di Lorà. Sono pronti a vivere la Dunata del Piave, passo dopo passo, manifestazione dopo manifestazione, un programma sentito oggi più che mai negli anni in cui si ricorda il centenario della Grande Guerra. In contemporanea con Treviso, con Fagarè e altri luoghi della memoria della Grande Guerra, ci verrà fatta l'alzabandiera in contemporanea. La Dunata del Piave è una cosa molto positiva, specialmente per i giovani che a imparare la storia. Che se i giovani imparassero un po' di storie sarebbero un po' più corretti, più educati. E intanto negli accampamenti si respira aria di festa. Rosà ha accolto gli amici di Bergamo. È il chiostro! Lo fa lui, eh? Lo fa il Ceschì di Bergamo! L'ha schiacciato coi piedi ancora l'uva. Treviso è già una città blindata invasa dalle Penne Nere, pronte al lungo sfilamento di domenica che sarà trasmesso in diretta dalle 8:30 su Rete Veneta. Speriamo nel tempo perché siamo qui nella speranza.